E trovandoci nella piazza della chiesa di San Pietro e Paolo non potevamo non parlare di dolci legati a questi due santi. Quindi il nostro chef, il carissimo amico Giuseppe Sciurca con Valeria hanno avuto il piacere di presentare alcuni dolci che adesso ci spiegheranno nel dettaglio. Ma intanto io chiedo al signor Sindaco quant'è sentita questa tradizione di San Pietro e Paolo qui a Petralia Soprana. Sono i santi protettori di questo paese? Sì, sono i nostri protettori e la festività è più che sentita, sostanzialmente da tantissimi anni, potremmo dire dalla nascita di Petralia Soprana. La comunità nei giorni di festività si è sempre rivolta ai nostri patroni con tanta devozione, lo ha fatto in tutte le forme, lo ha fatto da tutte le parti della comunità di Petralia Soprana, perché voglio ricordare a tutti, Petralia Soprana, al di là dell'essere diciamo vissuta nel suo centro storico dove ha sede appunto la Chiesa Madre, ha un territorio con tantissime frazioni dove ci sono diciamo a sua volta delle piccole chiese, ma dove si vive anche la parte religiosa. Nel momento della festività dei santi patroni Pietro e Paolo la comunità vive nella sua interezza il senso di unità, di appartenenza a questo comune, a questa entità che nella fattispecie i nostri santi patroni ci danno a tutti noi, per cui la comunità si riunisce in tutte le forme, in maniera particolare quanto era possibile nei momenti religiosi sia della Chiesa sia in Chiesa durante la Messa, ma principalmente durante la lunghissima processione dove venivano usciti tutti i santi della Chiesa del Santissimo Salvatore, della Chiesa del Loreto, della Chiesa Madre, ma anche quelli provenienti dalle varie frazioni del comune di Petralia Soprana. Quindi capirete decine e decine di immagini che venivano portate per tutto il percorso della processione con i nostri stendardieri, che sono una peculiarità, un'originalità, i nostri tamburinari che si esibiscono proprio in questa occasione. Ed ecco, questo è il senso di appartenenza a questo paese e l'importanza e il ruolo fondamentale dei nostri santi patroni Pietro e Paolo. Caro Giuseppe, un punto di riferimento della gastronomia siciliana, un volto noto, un caro amico anche di Onda TV insieme a Valeria. Hai portato tre chiavi diverse, ma ce li devi anche descrivere perché sicuramente al loro interno sono ricche di preziosità. Di quante calorie? 1,5 miliardi di calorie più o meno, scherzi a parte sono abbastanza caloriche, però visto l'occasione siamo felici di essere qua a Petralia, tra l'altro un comune che conosciamo, è stata una delle tappe del nostro chef in Vespa, quindi ci sentiamo un po' a casa qui a Petralia. In occasione appunto di questa festa abbiamo scelto questo dolce, di quale meglio occasione di questo dolce che si chiama, è un dolce antico nato a Palermo, che si chiama la chiave di San Pietro appunto, quindi simboleggia le chiavi di San Pietro, quindi le chiavi del paradiso, perché San Pietro era il detentore delle chiavi del paradiso, ed è un dolce appunto nato in un quartiere particolare di Palermo, appunto il quartiere di San Pietro. È un quartiere che si trova fra la Cala e via Roma, per chi conosce Palermo, un quartiere abitato da pescatori e pescivendoli, e devoti appunto da San Pietro, dove nacque questo dolce, antico dolce, che non è nient'altro che simboleggia appunto la chiave di San Pietro, quindi ha un aspetto sia simbolico, quindi religioso e profano nello stesso tempo, ed è nato proprio in questo quartiere. Ecco, intanto la banda, stavo dicendo questo, la banda sta suonando per coinvolgere tanti cittadini nelle piazze del municipio, dove molti cittadini avranno il piacere di gustare, ma intanto ricordiamo come è fatta, cosa c'è all'interno? Allora, ci sono, in base agli studi e alle ricerche che abbiamo fatto, abbiamo capito che ci sono tante varianti di questo dolce. Pare che la più antica sia la variante, diciamo così, a biscotto, che nacque appunto in questo quartiere e veniva regalato durante la festa, l'organizzazione della festa di San Pietro, appunto il 29, venivano regalate queste piccole chiavi ai bambini che partecipavano a questa, poi più giovani. Poi in seguito ne nacque un'altra versione che veniva donata dall'amoroso alla fidanzata, a simboleggiare appunto la chiave che aprisse il cuore dell'amata, e quindi ne nacque una versione più, diciamo, elaborata, che sa più di torta, e più era sforzosa e più era, insomma, importante questo amore verso l'amata. Si tratta in due casi. La parte, diciamo, questa che somiglia a un biscotto è una farina
di mandorle mielata, quindi all'interno troviamo della farina per dolci, quindi farina 00, io consiglio la Maiorca come in questo caso, perché è una farina locale nostra, noi abbiamo utilizzato i prodotti del territorio, quindi una farina Maiorca, della farina di mandorle, del burro e del miele e dello zucchero ovviamente, quindi possiamo descriverla come una pasta mielata con una farina di mandorle, viene resa così a biscotto, viene amalgamato tutto, cotto in forno, vengono tagliate queste forme a mano, ma esistevano anticamente degli stampi che purtroppo non abbiamo perché sono parecchio antichi e quindi non abbiamo. Questa versione invece è una versione che nacque un po' dopo ed è fatta con una base di pan di Spagna e poi viene servita in questa maniera e quindi decorata con della pasta di mandorle, poi viene spennellata con della confettura oppure del miele e ricoperta dei pistacchi, ma ne esistono altre versioni che sono fatte con lo zucchero caldo e l'acqua, quindi la meringa all'italiana cosiddetta, per dirla in maniera tecnica, che viene poi impastata con le mandorle e viene resa una pasta ancora più dura. Quindi diciamo, abbiamo varie versioni che poi sono state così adottate dai vari pasticceri del posto, perché è nata a Palermo, si diffuse in tutta la provincia e quindi ne abbiamo varie versioni. Varie diffusioni, ma una cosa l'abbiamo capita: alle donne, quelle più sfarzose. Io passo dietro perché raggiungo Valeria, perché voi avete girato la Sicilia, e a Valeria chiedo quanto è importante inserire il territorio dentro un piatto. Beh, direi che ormai è fondamentale, anche perché la Sicilia è proprio questo la Sicilia, quindi andiamo sempre ad accostare il cibo ad ogni singolo territorio, anzi addirittura proprio ai borghi. Signor Sindaco, parliamo di cucina, parliamo di territorio. Quali sono i piatti tipici che si possono gustare in questo territorio? Noi abbiamo girato con Petralia Soprana, siamo stati a Napoli, siamo stati anche a Milano lo scorso anno, spesso parliamo di bellezza, parliamo di architettura, parliamo di paesaggio, però alla fine poi il tour operator, il viaggiatore, la prima cosa che chiede: cosa si mangia, cosa si beve. Per fortuna. E allora noi dobbiamo indicare a chi vuole venire qui a Petralia cosa trova, cosa può gustare. Bene, allora poco fa il nostro amico chef diceva della puntata di Vespen Tour e del piatto che abbiamo presentato. Allora noi siamo un paese all'interno della campagna dove si producono principalmente legumi, grano, e quindi abbiamo dei prodotti derivati dal grano e quindi la pasta, le tagliatelle di casa, ed è uno dei prodotti DECO del nostro comune, che viene preparato con i legumi che vengono proprio coltivati e prodotti nella nostra terra. Quindi il piatto di pasta con i legumi è il piatto identitario, e dopodiché abbiamo anche altri prodotti certamente sempre frutto della vita contadina di questo paese, ed è quello del formaggio, in particolare la caciotta, altro prodotto DECO, e quindi il caciocavallo, che viene prodotto da un'altra azienda sempre del nostro territorio, e con il formaggio si fa un dolce particolare che è un altro prodotto DECO, che è lo sfoglio che è tipico un po' di tutte le Madonie, ma in una nostra pasticceria ne ha fatto un prodotto particolare e unico che noi abbiamo appunto insignito come prodotto DECO, e quindi arricchisce naturalmente i nostri pasti, le nostre portate, appunto con un dolce unico, una cassata, e con un biscottino che si può mangiare sia la mattina sia durante il giorno, che è il biscotto alla cannella, altro prodotto DECO, altro prodotto identitario di questa comunità di Petralia Soprana. Insomma, abbiamo parlato di calorie e dobbiamo dire che a questo punto, parlando di cibo, gli ingredienti ci sono proprio tutti per venire a visitare questo borgo. Una cosa importante, vorremmo ringraziare il maestro Antonino Pusateri del Bar delle Parme di Termini Imerese, che ci ha gentilmente fornito e omaggiato queste chiavi fantastiche, quindi volevo ringraziarlo per due motivi: uno perché appunto ce le ha donate e quindi ce l'ha messa a disposizione, e un altro motivo perché è stato sensibile alla nostra proposta e diciamo così oggi ha messo in produzione queste chiavi, che a quanto mi dicono hanno avuto bel successo, ne ha vendute pure parecchie, quindi sono contento che ha accolto il nostro input. Anzi, passo la palla al sindaco: se il prossimo anno se vi va di adottare questo dolce tipico palermitano e quindi siciliano, se volete adottarlo il prossimo anno come dolce della festa
possiamo proporlo ai pasticceri locali, facciamo magari una delegazione di pasticceri e lo proponiamo come dolce della... Raccolgo Va bene? al volo questa proposta. Venite a Petralia Soprana, cercate il signor sindaco. Le porte sono aperte, le chiavi sono qua, possiamo aprire e tutti siete benvenuti, siete nostri ospiti. Vivete un'esperienza direttamente all'interno di una comunità unica. Siamo in alto, sembrerebbe che ci dovesse essere freddo, ma noi siamo caldi, vi aspettiamo, vi vogliamo tutti a Petralia Soprana. Benvenuti, vi abbracciamo appena ci sarà la possibilità. Grazie.